ma cos'è il megafono? Vieni Enza. E lei si chiama Enza Clemente. È stata una delle più brave danzatrici italiane, poi ha avuto un incidente, si è fatto un problema al collo e non può ballare, non può danzare. E fa altro, adesso ha aperto un acquapark a Calicattì, eccetera. Nel frattempo in questi mesi ha seguito, posso dirla, la rivoluzione di Crocetta? Sì. E lei poi da allora ha cominciato a decidere che va in giro nelle piazze col megafono e parla della lotta alla mafia, in ogni paese dice che sono i nomi dei mafiosi, li sfida. Ieri a Siracusa abbiamo avuto in diretta una performance quando ha cacciato un deputato che stava in mezzo alla piazza. Dico quello che è successo. E lei fa questa battaglia. Allora io cosa voglio dire? Guardate, il megafono è un'idea di cambiamento, è un'idea che i cittadini possono essere protagonisti della politica. Noi vogliamo cambiare questa politica, ma sicuramente non la cambiamo parlando ai pezzi di società che pensano di ritornare ai tempi dei cavalieri del lavoro, quando la sede del Partito Comunista di Via Carbone a Catania era pagata da Renzi e Costanzo. Diciamo, rileggiamola la storia, Noi vogliamo forze politiche che si rinnovano. E quando diciamo che bisogna rinnovarsi, significa questo, significa che noi dobbiamo partire dalla gente, che la gente deve avere un nuovo protagonismo. Cosa ha fatto Crocetta? Bene, si entienza perché ce ne sono cose da raccontare, non troppo veloci. Nelle puntate precedenti. In attesa che il nostro presentatore e il senatore arrivano, io vorrei fare un discorso a voi. Ma lei non può parlare, questo è un teatro, lei non può parlare. Perché non posso? Perché non può parlare? Io c'ho il megafono. Perché è organizzato questo? Lei non può parlare. Io posso parlare, mi dica perché venga con me. Ma io non ho bisogno di andare con nessuno, con chi vado preferisco io sapere con chi vado. Guardi, allora vedete. Quello che segue avviene fra le 19 e le 20. Non è stato possibile. Questo signore questa sera mi sta onorando del suo discorso, una signora, una donna che mi dice non può parlare. Io penso che fanno una persona comune, non sono un politico, non sono una persona che ama la politica come hanno amato i vecchi politici, ma sono una donna comune, un'imprenditrice, dove la mia arte è talmente tanta che l'ho divulgata inventandomi anche una cosa. Allora, guardate, quando la coscienza parla e ci arde dentro, c'è qualcosa che ci brucia. E questo mi piace. Mi piace anche ironizzare con la gente che mi dice lei non può parlare. Adesso vi racconto un po' la mia storia. La mia storia, io sono un'ex ballerina, un'ex prima ballerina. Ho soltanto tutti i teatri europei. Poi è un incidente. Che sistema è generico a quando c'è una manifestazione con dei giocatori ben precisi? E ho visto che la politica passata ci ha portato nel fascismo. Stiamo Allora scherzando. ci siamo arrampicati un po' tutti in diversi politici perché la disperazione era tale che dovevamo fare tutti quanti un gesto, vado con questo, ma ci hanno portato a tutti a casa. Oggi perché che sono qui? Io ci da un mese che mi giro le piazze perché ho intrapreso il cammino del nostro Presidente, l'ho abbracciato non con tutte e due le braccia, con tutte e due le gambe, con i miei santi, il mio corpo, perché amo la rivoluzione della legalità, della libertà, della trasparenza e voglio divulgare il verbo del Presidente. Io non ho niente contro nessuno onorevole, contro nessuno perché siamo liberi cittadini di prendere le facce della medaglia o il bene o il male. Io ho voluto prendere il bene e voglio raccontarmi, in questo bene, voglio raccontare un po' la storia politica. Perché, guardate, i giornali scrivono, dicono, ma dicono solo il male, non dicono il bene. Abbiamo un Presidente che l'abbiamo votato tutti perché ha portato un programma tale che ci dovrà liberare dalle ingiustizie, ci dovrà liberare da quelle malefatte che gli altri hanno fatto affinché la nostra Sicilia si liberasse veramente di questo baratro negativo. Allora la gente deve sapere che cosa sta facendo il nostro Presidente. Certo, guardate, le anime cominciano a palpitare, allora magari qualcuno si sente
ricominciare dentro, non ricomincia dal capo. Io invece voglio che gli altri li avete sentire. Allora questo presidente arriva lì e comincia a fare una rivoluzione, cita una cosa banale, l'ente di formazione, enti fantastici, enti che praticamente prendevano soldi nelle nostre tasse, soldi pubblici, dove si inventavano tanti di precorsi inutili, non esistenti e che truffavano le nostre tasse. Non ci sono più. Allora questi politici che non hanno più questi soldi, questa gente che non ha più questo grande potere, incomincia a pensare, a stare male, incomincia a parlare male del nostro presidente, di lei sciarpa, incomincia a parlare male. Invece noi cittadini onesti che lavoriamo, che ci apriamo alle 5 di mattina per portare il pane a casa, io ne parlo bene, perché è giusto che i soldi dei cittadini rientrano nelle tasche dei cittadini. Di questo si tratta. Allora qualcuno ci sta male nel discorso in piazza, perché io dico la verità, è la mia coscienza che mi parla, è la mia coscienza che va nelle piazze a dire quello che sta facendo il Presidente. Non ce l'ho con gli altri che l'hanno fatto, ce l'ho con tutta quella politica che ha avallato questo sistema. Crocetta non avalla più. Crocetta non avalla più questo sistema, lo ha dimostrato, lo dimostra. Anche nel suo partito hanno arrestato persone. Di che cosa stiamo parlando, amici miei? Parliamo di una cosa reale. Ma parlo anche di altri enti, della sanità, di tante cose, di tanti progetti gonfiati e che il Presidente ha detratto queste cose e che ha rimesso i soldi nelle tasche dei nostri cittadini. Guardate che stiamo toccando coscienze molto forti, stiamo toccando coscienze molto rotte. E la gente mi dice, quando vedo in giro, oh, questo Presidente, che vuole fare? Ah, vuole tornare, visto? Certo, perché non piace quel discorso. Io non posso più andare a comprare la Porsche oppure la Maserati con i soldi della formazione. Io non ce l'ho più questa possibilità che con le cose gonfiate della sanità, con i vari progetti, mi compro io. Questa gente non lo può fare più. Di cosa stiamo parlando, amici cittadini? Ecco perché non vogliono che io parlo, perché già in Sicilia mi conoscono che io dico queste cose. In Sicilia brucia questo discorso che io vado nelle piazze, nei vicoli, nei bar e mi racconto la storia vera, perché io non sto raccontando le bugie. Leggete i giornali. Non dobbiamo leggere semplicemente le cose negative. O quando un politico, un ragazzo di fuori mi ha detto, sa, non hanno accettato gli studenti, ma non è stato Crocetta. Sono stati presi a partita, non stanno male. Adesso lo racconterà lui, che lo sapete di me. Io racconto quello che leggo nel giornale. Allora, amici miei, quando mi si dice questa è una rappresentazione, è una rappresentazione anche della coscienza, soprattutto dei cittadini, quella la dignità che ci hanno tolto i politici del vecchio sistema e che oggi questa rivoluzione finalmente sta prendendo frutti, finalmente sta toccando delle situazioni che a noi facevano e fanno piacere se non esistono più. Sto dicendo qualcosa di sbagliato, popolo? Amici, compagni, cosa sto dicendo di sbagliato? Ditemi. Se qualcuno qui in platea mi vuole rispondere se dico qualcosa di sbagliato, se io sbaglio so chiedere anche scusa. Non sono una persona che non sa chiedere scusa. Allora, quando quel signore mi diceva non si deve parlare, fatevela voi la risposta perché non voleva che io parlassi. Io sono qui per raccontare e ci saranno persone superiori a me che potranno citare meglio i fatti e meglio i contenuti. Io dico verbalmente nell'insieme quello che si racconta, perché nei vicoli, nelle strade c'è tanto di quelle raccontarsi con le persone che mi toccano. Noi non abbiamo bisogno nella nostra terra personaggi illustri di gente osservata che ci vengano a fare la storia a noi o lavorare a noi. Noi lavorare alla storia abbiamo sempre fatto agli altri. Noi le vite eccetera abbiamo avuto sempre la Sicilia, grandi intellettuali. Mi si viene a dire il salvatore della patria che mi scende col canotto con le cose da finiamo. Noi ce l'abbiamo qui il nostro salvatore. Sta creando la rivoluzione, la già sta facendo, è già attuata. Dobbiamo solo sentirlo, starci vicino, applaudirlo, starci sempre con tutte le nostre forze, con la moralità, con la presenza, con la dignità. Di questo si tratta. Allora il nostro Presidente dove vuole solo? Non vuole niente, non vuole Claudio, ma vuole noi, vicino a lui, noi che vogliamo il cambiamento. Cari amici, noi abbiamo un grande potere, superiore ai politici, una grande forza, che nessuno ci può mai togliere, e la storia ce lo dimostra. Il voto. Noi con il nostro voto abbiamo portato la Sicilia al baratro, perché abbiamo sempre votato
cambiamento e la rivoluzione. Oggi si parla di una rivoluzione europea, perché siamo molto lontani a questo discorso dell'Unione Europea. Cos'è l'Europa? Una comunità. Io vado nelle classi e i giovani mi dicono: ma che devo andare a votare? Perché non ammazzano a questi politici? Ma che devo fare? Allora, diamoci una risposta a questo. Ma non è stato certo Crocetta a portarci nel parco. E Crocetta ci sta facendo bene per noi. Ma i giovani non lo sanno perché sono disinformati. In famiglia bisogna parlare di più, bisogna leggere i giornali, bisogna capire la realtà. Bisogna capire qual è bene e qual è male. Io ai giovani mi avvicino, mi racconto, cerco di sentirli e cerco di spiegare che la politica è importante conoscerla, perché il futuro sono loro per noi. Allora la comunità, anche la comunità europea è un cambiamento. Oggi se noi dovessimo fare uno spirito a tutti questi deputati che sono candidati per la comunità europea e li dovessimo portare ieri ci metteremmo a ridere, perché tanti non saprebbero nemmeno rispondere che fosse una comunità. Allora amici miei, oggi il cambiamento, il progetto la posso dare con un nome molto chiaro, con la trasparenza, la legalità di una ragazza capacissima, una ragazza che è veramente preparata a tutto quello che dovrà portare per noi dieci, per la nostra terra. E questa è Michela Stancheri. È un applauso lo vuole dare a Michela. Peppe Lumia, il nostro senatore, la sua vita, anche la sua vita è visto come presidente, perché anche lui ha la faccia buona della medaglia. Di cosa dobbiamo parlare, amici miei? Peppe lo sappiamo, ha fatto lotte e campagne contro la mafia. Allora, noi siamo in un gruppo dove vogliamo la trasparenza, dove vogliamo la libertà, la dignità, di prendercela con le nostre mani. E solo con il voto ce la possiamo riprendere, non con le parole. Poi io ho toccato, spero di aver toccato la coscienza delle persone, come comune cittadina e non come politico. Vi ringrazio, in merito al mio Presidente e a tutti voi che avete avuto la bontà di ascoltarmi. Assolutamente. Intanto è stata... Nella terra dei vespri e degli aranci, tra Cinisi e Palermo parlava la sua radio, negli occhi si leggeva la voglia del cammino. Il 25 maggio per le elezioni europee io sono con Michela Stancheris, una giovane brava e competente che vuole cambiare la politica ed aiutare la Sicilia in Europa. Alle elezioni europee del 25 maggio segna PD e scrivi Stancheris. Buonasera a tutti, grazie per la vostra presenza, grazie a Michela che è già qui, arriverà anche il Presidente, staremo insieme qui stasera per questa importante tappa, tra virgolette la tappa di questa grande campagna elettorale, di un tour che sta vedendo la nostra presenza in Sicilia. Gela era una tappa molto attesa. C'è sempre nell'incontro qui a Gela grande emozione, ci si ritrova con molti di voi da un cammino lungo che non inizia qui stasera e che non è il prodotto un po' interessato, come spesso avviene ahimè, della campagna elettorale. Non è un gioco di campagna elettorale, una toccata e fuga, uno sguardo fugace e via, una pacca sulle spalle e poi distanza e assenza per anni. Non è così. Quella di Gela è invece un momento in cui si riflette insieme,
in cui si fa la verifica di un progetto e di un cammino e in cui insieme si prendono delle decisioni, si assume anche un indirizzo, una strategia e si porta avanti anche, diciamola, un'opzione. Ci abbiamo riflettuto molto e la nostra opzione, la nostra scelta, anzi devo dire al contrario, siamo stati scelti da Michela Stancheris, perché mi piace questa idea, sceglie la Sicilia, sceglie l'Europa, perché nella scelta c'è qualcosa di più, c'è un valore profondo, c'è un'anima, c'è un incontro, c'è anche l'assunzione di una responsabilità, quella di condividere un cammino che voi sapete è un cammino non facile, non è scontato. È un cammino di tale portata, di tale profondità, che è il cammino anche dell'azione del Presidente Crocetta, che sta incontrando delle difficoltà enormi, senza precedenti, ma su questo ci ritornerò. Prima volevo proprio partire dall'Europa. Tutti pensiamo che questa campagna elettorale sia distante. Dov'è l'Europa? Dove sta l'Europa? Perché è così lontana? Forse vale la pena di non fare la campagna elettorale, lo pensano in molti, e tanti altri pensano forse non vale la pena neanche di andare a votare. È un fenomeno diffuso che viene anche sondato da parte degli esperti, che viene anche rappresentato con statistiche che fanno venire i brividi in questo momento. Questo è un errore clamoroso. Se così fosse, ancora una volta prevarrebbe l'Italietta. Se così fosse, faremmo del male alla Sicilia. Tutti pensiamo, e che c'entra la mia vita reale con l'Europa? E no, perché l'Europa non è distante dalle nostre case, dalle nostre famiglie, dai nostri drammi, dalle nostre speranze, dalle difficoltà che viviamo giorno dopo giorno. L'Europa è dentro di noi, l'Europa è dentro le nostre case, l'Europa è dentro le nostre aziende, l'Europa è dentro i nostri territori. L'Europa a Gela, l'Europa a Palermo, è a Catania, è a Niscemi, è a Riesi, è a Agrigento, è a Caltanissetta, è a San Cataldo, a Sommatino, a Mussumeli, a Mazzarino. L'Europa insomma è dappertutto, è dappertutto ed è in tutti i settori della vita economico-sociale. Allora noi dobbiamo scegliere se subire l'Europa, perché l'Europa c'è e ci sarà, oppure se dobbiamo cambiare l'Europa. Non c'è una terza scelta, non possiamo ignorare l'Europa, tranne appunto che non siamo degli stupidi, degli irresponsabili, delle persone che non hanno la testa sulle spalle. Così è la realtà. L'Europa è dentro di noi e noi abbiamo compreso in questi anni che spesso l'Europa è presente nel modo più sbagliato possibile, è presente in malo modo, è presente con scelte che vanno in contraddizione con i nostri più vitali interessi. Facciamo qualche esempio. Prendiamo l'esempio che è di successo, il settore del vino, il settore vitivinicolo. Di recente anche a Verona ha avuto un successo enorme la presenza dei vini siciliani. In questo in Europa si discute, il conflitto è mondiale, la competizione direbbe mondiale. Ebbene il Nord Europa è convinto che il vino va fatto utilizzando lo zucchero, perché la loro condizione climatica non gli consente di avere vini con la gradazione, con la qualità che abbiamo noi, con il nostro stupendo microclima. Noi invece pensiamo appunto che il vino va fatto con l'uva, carracina diremmo, no? Ebbene, se sbagliamo passo,
se ce ne freghiamo, se consideriamo questa competizione elettorale lontana per cui non vale la pena impegnarci, se sbagliamo poi a votare, se dovessero arrivare a Bruxelles e a Strasburgo parlamentari non competenti, il Nord Europa prevarrà. E per il nostro settore vitivinicolo, che è uno dei settori vitali su cui la Regione ha investito e sta ottenendo dei risultati senza precedenti, rischia di andare in marola. Ecco perché questo piccolo esempio, banale esempio, ma straordinaria realtà che sta dietro l'esempio, ci dice che l'Europa è importante. Facciamo un altro esempio su un prodotto che tutti consideriamo ormai irrilevante per la vita dell'agricoltura, però ci sono ancora centinaia, migliaia e migliaia di ettari che producono frumento, il seme di grano duro. Il Nord Europa è convinto che bisogna investire sul seme di grano tenero. Noi invece pensiamo che la migliore qualità sta nel seme di grano duro, come è dimostrato universalmente. Tutti pensiamo che era un buon prodotto ai tempi dei Romani, no? E poi negli altri secoli, fino a qualche decennio fa, oggi prodotto povero. Basta andare in qualunque supermercato e vedere la pasta Camut e capire che oggi il seme di grano duro si sta rilanciando. E qui nella regione, grazie anche all'azione del Presidente, stanno partendo progetti senza precedenti per rivalutare questo prodotto, che avrà un futuro, che darà reddito, che darà un cospicuo reddito alle nostre aziende agricole. Ebbene, il Nord Europa, se prevarrà, tutto questo lavoro viene cancellato. Capite quanto è importante l'Europa? Capite com'è decisiva una presenza qualificata in Europa? Ma prendiamo le primizie. Le primizie. Qui il settore che anche qui a Gela, nell'agricoltura, nei dintorni, tra Gela, Licata, tra Gela, Licata e giù, Vittoria, da cui proveniamo con Michela. Anche lì questo è un settore decisivo, il cui destino non si gioca né a Palermo né a Roma, ma a Bruxelles. Il settore nostro dell'ortofrutta tutto si gioca a Bruxelles. Ebbene, se lì si sbaglia, i guai sono tanti. Sapete che è stato l'unico parlamentare europeo con accanto una competente assistente che ha deciso di non votare l'accordo Italo-Marocco, Europa-Marocco. Sapete chi è stato? È stato Rosario Crocetta, perché ha capito che quell'accordo danneggiava la nostra agricoltura, non per chiusura, non è il tipo, non per una visione gretta, non è la sua cultura, ma perché la nostra agricoltura deve stare alla pari. I prodotti che vengono dal Mediterraneo devono avere gli stessi controlli e la stessa qualità dei nostri prodotti, perché noi siamo pronti alla competizione, non possiamo subire una scorretta competizione. In Italia un altro solo parlamentare europeo, no? Ha avuto questo stesso coraggio, tutto il resto si sono accodati, tutto il resto hanno piegato la testa. Proviamo idealmente a fare una graduatoria, facciamo una graduatoria di tutti i candidati in Italia, non solo in Sicilia, alle elezioni europee. Io sono sicuro, guardate, che in questa graduatoria ai primi posti spiccherebbe Michela Stanchieris. Sì, spiccherebbe lei, perché lei conosce l'Europa, l'ha vissuta, lei sa come pensa l'Europa, anche i cattivi pensieri che fa l'Europa su di noi, sa quali sono le risorse europee, le procedure europee, i luoghi decisionali, gli stessi decisori. Vi faccio un esempio.
Chi è il candidato, se dovessi chiedervi, principale alla guida della Commissione europea? Sapete che la Commissione europea è il governo europeo. A livello europeo non si chiama governo, si chiama Commissione. Il principale candidato a questo è Schulz, leader tedesco, rappresentante della socialdemocrazia tedesca, che sembra il più accreditato a svolgere questa funzione. Ebbene, Rosario Crocetta lo conosce personalmente Michela Stanchieris, e lui già sa cos'è la Sicilia, ha una rappresentazione corretta dell'Italia. È stato a Palermo qualche mese fa al Politeama, un incontro, è stato l'unico incontro che ha avuto in Sicilia Schulz, qualificato e direttamente a rapporto col Presidente. Cosa dovevamo fare? Si poteva fare un'altra scelta, quella che fanno solitamente i partiti, gioco di correnti, vediamo se conviene mettere quello, vediamo quel trombato, lo piazziamo lì, vediamo quello che ha quell'ambizione, lo mettiamo lì, e con l'Europa, ma quella l'Europa, poi si vede dopo. Abbiamo scelto invece, finalmente, abbiamo selezionato finalmente attraverso il merito. Il merito evidenzia che Michela Stanchieris è la candidatura adatta in Sicilia, ma devo dire anche in Italia, per di più in Sicilia. Questa è la realtà. Vedete il cambio culturale? Chi lo doveva dire che dalla Sicilia dilaniata dai giochi di corrente all'interno dei partiti, anche all'interno del Partito Democratico, da quella Sicilia che non sa avere un gioco di sistema, si preferisce il conflitto a somma zero, no? Quel conflitto fratricida, quel conflitto interno, sordo, cattivo, dove colpire alle spalle è la cosa più semplice che si riesca a fare. Siamo usciti fuori da questi giochi. Abbiamo avuto il coraggio di fare una scelta di una giovane come Michela, competente come Michela, e adesso ce la stiamo giocando. Non abbiamo paura di competere con qualunque altro candidato. Michela è una candidatura competitiva, Michela è una candidatura che può raggiungere l'obiettivo, avere una rappresentanza qualificata in Europa. Questa è la realtà. E questa realtà sta anche scombinando i giochi, sta mettendo in crisi, no, gli apparati. Gli apparati in questo momento sono terrorizzati, perché gli apparati pensavano di fare una lista di candidati a tavolino e pensavano che la campagna elettorale si può fare a tavolino, no? Niente piazza. Grazie, salutiamo anche Nelly Scilabra, un'altra assessore di grande qualità che insieme a Michela stanno vivendo questa straordinaria esperienza col Presidente. Gli apparati insomma dice: ma che succede? Perché i conti erano tutto fatti, no? Facciamo una campagna elettorale dove chiamiamo nei circoli ristretti, nei luoghi ristretti, Tizio, Filano e Martino, ci mettiamo d'accordo, ci dividiamo con gli accordi, tu sostieni questo, noi sosteniamo quello, ma se poi complessivamente la qualità delle candidature era di quella scadente, questo non interessa. L'idea d'Europa, ma che ce ne frega? Progetto per l'Europa, oi, grasso che cola. Abbiamo rotto tutti questi giochi. Adesso sono costretti tutti a fare una campagna elettorale un po' più alla luce del sole. Qualche altro, ma qualche difficoltà, pensa che bisogna andare nelle piazze. Il presidente Crocetta, sottoscritto, Michela, Nelly e tanti altri, alcuni sono anche qui, che ringrazio per la loro presenza, stanno venendo insieme a noi nelle piazze. Sì, nelle piazze, a confrontarsi con i cittadini, col malessere profondo, ma anche con le novità che in questi mesi si sono rappresentati. E il gioco si è aperto, gli apparati sono in crisi, arrancano, non sanno quale misura prendere, perché in questi giorni tutti i pronostici a tavolino stanno per essere smentiti e gli accordi ancora una volta stanno per saltare. Devo dirvi con molta onestà che per me non è una novità, perché nel 2008 molti di voi ricorderanno che lo stesso avvenne quando si candidò Rosario Crocetta. Per farlo candidare sudammo 7 camicie, fu candidato
gli apparati gli chiusero le porte delle sezioni, allora si chiamavano così, dei circoli. Rosario Crocetta, no? Insieme a voi, tutti insieme, facemmo una campagna elettorale on the road, per la strada, nei territori, aperti ai cittadini innamorati del cambiamento. Anche lì tutti i giochi furono, no? Scoperti, tutti gli accordi e gli intrallazzi, no? Spazzati via, e Rosario Crocetta ebbe un grande successo. Un successo di svolta per il cambiamento del nostro cammino. Ma quel cammino è iniziato prima, e lo voglio dire in questo modo. Riflettiamo insieme. In queste giornate c'è uno strano gioco all'interno del sistema politico. C'è chi è convinto che in questo momento, in queste settimane, nel periodo della grande crisi, della crisi più terribile che la storia del nostro paese abbia vissuto, si può giocare a tavolino contro il presidente Crocetta. Ce ne sono diversi che si sentono minacciati dalle riforme del presidente, che pensano che la Sicilia non debba conoscere una stagione di riforme. Molti cosa pensavano? Ha vinto il presidente, c'è una nuova coalizione, zero riforme e molta occupazione di potere. Anzi, con la fame, col desiderio di quel potere di quelli che per anni erano stati all'opposizione. E tutto il gioco va misurato attraverso questo metro: quanto sottogoverno, quanto potere, no, accaparrare grazie a questa vittoria. Naturalmente questo è un errore grossolano, perché chi ha fatto questi calcoli non conosceva bene il presidente Crocetta, e non capire che invece la sua presenza alla regione è una presenza del tutto rivoluzionaria, per cui si gioca tutto sulle grandi riforme. Appena arrivano le riforme, sconcerto, paura, terrore. Appena si propone, ad esempio, non lo posso dimenticare, l'abolizione delle province, non vi immaginate quello che si è scatenato. Abolire le province, ma che dice questo presidente? No, è perdere giorni, è perdere tempo, è fare mancare il numero legale, è ritardare. Ebbene, la Sicilia è stata la prima regione d'Italia che ha abolito le province. I controrivoluzionari sono stati sconfitti. La riforma delle province, l'abolizione delle province è passata. Ricordate l'altra legge, quella sulla doppia preferenza di genere? Io mi ricordo quando facevamo gli incontri dovevo sbattere i pugni sul tavolo. Ma che vuole sto presidente? La doppia preferenza di genere, uomo-donna? Poter votare in consiglio comunale uomo-donna? Una cosa ossessiva, sbagliata. No, è lì a fare resistenza, a resistere. La legge, la doppia preferenza di genere è passata. La prima regione d'Italia che ha utilizzato questa legge è stata la Sicilia. Nei consigli comunali dove si è votata con la doppia preferenza di genere abbiamo una presenza oggi femminile che non ha pari nella storia della Sicilia e d'Italia. Questo grazie a quell'impegno rivoluzionario che non si è fermato di fronte alle mille resistenze e ostacoli che sono stati frapposti. E lì gli apparati, e lì dice: ma qua si sta giocando sul serio. E così potrebbe raccontare Nelli sulla formazione professionale, quando sono stati scoperti i giochi, gli intrallazzi, le porcherie, no? 1 miliardo di euro in 3 anni, zero lavoro. Invece incasso e affari per la politica. Avete visto anche la nostra vicenda interna genovese. Il sistema politico si nutriva della formazione professionale, il sistema produttivo non aveva nessun rapporto con la formazione professionale, no? E poi quando si è messo mano alla sanità, lì le cose sono diventate belle, no? Lì il gioco è diventato pesantissimo, miliardi di euro. Quasi il 70% della spesa regionale è sulla spesa sanitaria. Il gioco di potere, l'intermediazione burocratica e clientelare e spesso anche affaristica mafiosa dominavano nella nostra regione. C'era uno schema nazionale. Sapete qual era lo schema nazionale? Rientriamo dalla spesa sanitaria, che in Italia era fuori controllo,
attraverso questa linea di marcia. Mettiamo sotto controllo le regioni, e forse è stato un bene, e facciamo in modo che questo rientro sia fatto tagliando i servizi, e questo è stato un male. In Sicilia si è scelta un'altra strada. Si può tagliare la spesa sanitaria, altro che, si può fare meglio e di più di quello che si è fatto nel passato nelle altre regioni d'Italia, altro che, ma come? Aumentando i servizi. Mi ricordo a Roma quando annunciai questo approccio del Presidente, per poco mi dicevano: ma tu non sei come il Presidente Crocetta, tu sei uno un po' più strutturato. In realtà no, questa è la linea di marcia e vedrete i risultati. All'inizio non vi dico lo scetticismo e qualche anche sorrisino beffardo, i risultati ci hanno dato ragione e quindi stiamo proponendo adesso all'Italia di cambiare schema e di utilizzare il modello Sicilia, ridurre la spesa sanitaria aumentando i servizi. E su questo il Presidente vi racconterà quello che è avvenuto nel sistema degli appalti, dell'utilizzo della spesa sanitaria. Molta parte di questa spesa era una spesa che non aveva niente a che spartire, come la formazione professionale, col diritto alla salute. Molti appalti, dai pannoloni famosi all'assicurazione, a molti servizi anche in questa provincia, come qui il nostro ex commissario, il professore Virgilio, come l'attuale commissario che anche qui presente hanno potuto dimostrare. Quella spesa aveva a che fare con la corruttela, con la clientela, con gli affaristi e con i mafiosi. Si sono recuperate risorse ingenti, centinaia e centinaia di milioni. Oggi la Regione Sicilia è regione virtuosa, è stata la regione che in un anno ha avuto la migliore performance in Italia e ha aumentato i servizi. Non sono stati chiusi gli ospedali, neanche i piccoli ospedali, non sono stati chiusi i punti nascita, neanche i piccoli punti nascita. Capite cosa ci sta dietro? Un'idea, un progetto, e si realizza con le riforme. Naturalmente, attenzione, non scandalizzatevi se c'è conflitto, perché i controrivoluzionari, i controriformatori agiscono e più passano i giorni più alzano il tiro, e più passano i giorni più ostacolano, e più passano i giorni più combattono. E quanti altri esempi si potrebbero fare? Attenzione, tutto questo non avviene sorseggiando un po' di tè amabilmente, discutendo di cambiamento il pomeriggio a casa. Non è così. Questo avviene mettendo in gioco la propria vita. E voi che siete di Gela sapete i rischi che corre il Presidente Crocetta. E voi sapete che abbiamo fatto una scelta, perché ci conoscete da anni, voi che venite anche da fuori Gela, è una scelta che dura da anni e vi assicuro, ma ve lo dico dal profondo dell'anima, voi sapete che spesso io non parlo così, sono un po' più strutturato nel mio linguaggio, ma lasciatemi un po' di spazio all'anima, la voglio liberare qui di fronte a voi. Vi assicuro che noi non torneremo indietro, ci debbono ammazzare per fermarci, ma anche se ci ammazzano il popolo siciliano andrà avanti, non si fermerà, perché questo cambiamento è inarrestabile, procede, cammina, incontra gente nuova, incontra alleati inaspettati, si misura nei territori, ottiene risultati incredibili. Ma ha fatto specie che qui a Gela qualche giorno fa è venuto il segretario Raciti con altri candidati, presente anche il professore Fiandaca, e qui a Gela, dove solo chi non conosce il territorio, solo chi non sa la storia di questa città può facilmente venire a Gela, fare una riunione molto ristretta, niente a che fare con questa grande partecipazione, e perdere il tempo, sì, perché si è perso del tempo, ad attaccare nella sua città il Presidente Crocetta. E no, questo è un gioco scorretto. È un gioco scorretto sul piano etico, ma vi devo dire anche un gioco stupido sul piano politico. E ve lo spiego facilmente.
In questo momento nessuno si illuda che dopo Crocetta può arrivare Raciti, può arrivare Cracolici, può arrivare X, Y, Z, tutti i vari aspiranti alla presidenza della regione. Quanti ce n'è? Che sotto sotto trafficano, no? Perché sperano che si possa arrivare all'obiettivo di sciogliere l'assemblea per andare poi a rivotare. In questo gioco stupido, cattivo, meschino, nessuno dei protagonisti che intrigano e che colpiscono potranno raccogliere i frutti, perché è facilmente intuibile che in questa dinamica politica di oggi gli unici a prendere il sopravvento sarebbero i grillini. Dicevo l'altra volta a diversi esponenti politici trasversali, dal centrodestra al centrosinistra, li ho incontrati in diverse occasioni in Parlamento, a Roma e qui in Sicilia, e gli dicevo: nessuno di voi raccoglierà niente, raccoglierete zero. Stupidi, come non capire che l'unica leadership che in questo momento in Sicilia è in grado di contendere il terreno ai grillini è Rosario Crocetta. Abbattere Rosario Crocetta significa non comprendere questa sfida e significa solo che siete come tanti babbei nel Titanic che state ballando e consumando le vostre strategie, i vostri intrighi, le vostre cattiverie, i vostri ipocriti sorrisi, le vostre facce, no? Le vostre facce direi di no? Le vostre facce così impietrite, no? Le vostre doppie, triple, quadruple verità. Ma tutto sto gioco, tutta sta energia, tutto il tempo che voi sprecate a complottare, a ordire, financo stupidamente a non approvare una piccola manovra nei giorni scorsi che non aveva niente a che spartire né col centrodestra né centrosinistra, ma solo si dovevano pagare gli stipendi, pensando così di creare un'ulteriore difficoltà tra i lavoratori e il presidente. Tutto sto gioco non è un gioco che porta a nessun risultato. I politologi lo chiamerebbero conflitto a somma zero, ma è una parola molto difficile per questi qui. È un conflitto stupido, banale, incapace di produrre nessuna nuova leadership. Allora, una politica interessante, glielo dicevo a quelli dell'opposizione, figurarsi a quelli della maggioranza, dovreste chiedere: Presidente, qua ci sono le chiavi delle riforme, fai le riforme, spingeci verso le riforme, aiutaci a fare più riforme, perché l'unica cura per la Sicilia è le riforme e l'unico antidoto al grillismo sono le riforme. Altro che ostruzionismo, altro che boicottaggio, ma un pieno sostegno corale, popolare, perché la Sicilia è arsa di riforme, ha bisogno solo di riforme, non di intrighi e complotti, non di scorrettezze e miserie. Capite? Anche attraverso questo banale ragionamento politico, stupido ragionamento politico, dovrebbe portare ad assumere altri atteggiamenti, altro che venire qui a Gela, no? E perdere il proprio tempo ad attaccare il presidente. Come fa un segretario di un partito che non capisce che il conflitto è col grillismo, invece apre un conflitto con l'unica risorsa che all'interno per battere il grillismo sembra che sia pagato? No, altro diceva al presidente che fuoco amico, questo invece è complotto, questo invece è gioco col nemico. Se dovessimo usare questo linguaggio un po' atipico, questo linguaggio un po' militaresco, è così. Ecco perché non ha senso, ecco perché qui in gioco allora è qualcos'altro. O si è stupidi oppure si ha paura delle riforme. O si è stupidi o si pensava che noi ce ne stessimo lì, buoni buoni, moggi moggi, no? A farci pestare. Loro a dire no alle riforme e noi, no? A stare fermi e passivi. Invece noi ci siamo, le riforme vanno avanti, ne ho citate alcune, nella sanità, nella formazione professionale, dicevo di quelle riforme, no? Elettorale, doppia preferenza, l'abolizione della provincia, ma ne potrei citare tanti altri. In questi giorni molti giovani
che se ne fregano di questi intrighi di palazzo si stanno interrogando sul piano giovani che ha presentato negli Scilabra, uno dei più belli, dei più qualificati piani giovani in Europa, non in Sicilia, non in Italia. Un piano giovani vero, con centinaia di milioni di investimento, con azioni reali, concrete, molti nel campo dell'agricoltura. Vi faccio solo 2 esempi. Vi siete chiesti perché lo scorso anno d'estate, grazie a Dio, non ci sono stati incendi? Perché il presidente Crocetta con i forestali è stato chiaro, lo dicevo oggi a Ragusa incontrando alcuni loro rappresentanti: difesa dei forestali, difficile farlo. 2 giorni dopo la sua elezione era da Gillette, ancora manco aveva preso, neanche era andato a Palazzo d'Orleans, lì a Domenica Inni, trasmissione la più nazional popolare, no? Di intrattenimento del nostro paese, immediatamente appena si siede l'attacco, ricordate quello della Lega sui forestali. Il presidente, se era un altro, se era un vigliacco, cosa avrebbe fatto? Se era un nuovo presidente, avrebbe scrollato le spalle, un po' di spalluccio, che c'entro, ho ereditato una porcheria che dura da decenni, scusatemi ma non ve la potete prendere con me. Subito, come ha fatto lui, ci mise la faccia, ha difeso i forestali, ma attenzione, nell'ottica del cambiamento, chiede ai forestali che devono diventare produttivi, e sta anche lì combattendo la manciuglia che c'è anche in quel settore. Capite la novità, il grande cambiamento che ci sta dietro? Ti difendo ma devi produrre, ti difendo ma devi diventare libero dall'interferenza anche lì clientelare, affaristico, mafioso. Capite l'idea? Quello che è avvenuto con i Pippi, chi aveva il coraggio? Quanti, no? Hanno accarezzato il pelo ai Pippi, ai precari di Palermo, no? Che andavano lì a fregargli i voti. C'è stato un sindaco che ha fatto diventare il suo esercito e ha stravinto a Palermo grazie anche a questo grande esercito. Il presidente Crocetta li ha incontrati, non scappava via, non si nascondeva dietro il palazzo. Quando questi inferociti scendevano, lui si ci sbuttava lì in mezzo a loro come sa fare, e li ha difesi, ma in cambio ha fatto l'elenco, li sta monitorando, e quelli che avevano precedenti mafiosi o erano in galera per fatti di mafia li ha cacciati via, e adesso sta facendo questo banale e semplice ragionamento europeo: la regione, il pubblico, la spesa pubblica va ai veri poveri, i Pippi che sono in difficoltà li aiuto, quelli che hanno un reddito, no, elevato, quelli che hanno centinaia di migliaia di euro, chi 300.000, chi 400, chi ha un patrimonio di 2 milioni di euro, non può essere assistito dalla regione. Semplice, vero? Semplice a dirsi, valla a fare. Fino adesso non l'aveva fatto mai nessuno, l'ha fatto lui. Capite l'idea che ci sta dietro? E capite che il sistema politico elettorale, burocratico e clientelare, affaristico mafioso, come è impazzito di fronte a una scelta di questo tipo. Ci sono degli emendamenti ancora in gioco che invece tentano di accarezzare il pelo, di fare ruffiani con questa parte della nostra Sicilia, non chiedendo loro quel patto nobile: io ti aiuto e tu lavori, io ti aiuto se sei veramente in condizioni di difficoltà. No, bisogna prendere i voti anche alle europee e presentano emendamenti in grado, no, di catturare la loro perversa attenzione anche strumentale ed elettorale. E questo cambiamento si paga, e questo cambiamento genera resistenze, ostacoli, conflitti, minacce, ma questo cambiamento non si può fermare. Questo cambiamento richiede coraggio, questo cambiamento richiede che camminiamo insieme, questo cambiamento richiede che ci sia una partecipazione popolare. Questo cambiamento non può stare solo sulle spalle del presidente Crocetta, questo cambiamento siamo noi insieme, tutti insieme. Ce l'abbiamo fatta, mi sa che ci siamo. Abbiamo un nemico chiaro, frontale, il sistema affaristico mafioso. Fa bene a sentirsi minacciato. Col presidente ci siamo dati una regola: agiremo, dicevo prima, parlandovi col cuore, con l'anima, non è mia abitudine, lo ripeto, fino alla fine. E dicevamo scherzando, perché quando si gioca con la morte bisogna avere anche un po' di ironia, se no alla fine, no, ci si angoscia, anche col sorriso, con lo scherzo,
con quell'ironia che spesso quando siamo così faccia a faccia giochiamo su questi argomenti, ci dicevamo: noi abbiamo un obiettivo, che il sistema affaristico mafioso ci deve denunciare per mobbing. Fino a quando non ci denuncia per mobbing noi non ci fermeremo. Questo è il nostro obiettivo. Devono denunciarci per mobbing, perché è vero, li vogliamo perseguitare, li vogliamo colpire in ogni anfratto di spesa pubblica in cui si nascondono, li dobbiamo colpire in ogni territorio dove loro pensano ancora di dominare la vita delle imprese e dei cittadini. Ieri Barcellona Pozzo di Gotto hanno sparato 5 giorni fa a una macelleria, 3 vetrate a pallettoni, lo chiamano a palla secca, io non me ne intendo, ho fatto tra l'altro anche l'obiettore di coscienza, mi spiegavano lì i miei amici carabinieri, poliziotti, sbirri come noi, e noi siamo andati lì. Ieri sono andato lì, ho cambiato il mio programma elettorale accanto all'associazione antiracket di Barcellona Pozzo di Gotto, accanto a quel macellaio che ha avuto, e gli parlavo di Gela. Gli dicevo: vedi, tutti quelli che a Barcellona pensano che non si può cambiare sbagliano, tutti quelli che pensano che non vale la pena di denunciare gli estortori sbagliano, tutti quelli che pensano che la denuncia non ha nessun peso sbagliano. Volete la dimostrazione? Andate a Gela, perché a Gela questo lavoro ha prodotto dei risultati straordinari, ha prodotto centinaia di denunce, sindaco, ha prodotto una comunità che ha mille difficoltà, ne aveva difficoltà enormi, con una presenza mafiosa della Stidda violenta, ma anche scaltra, anche raffinata, anche perversa. Oggi Gela ha un grado di libertà straordinario. Oggi Gela è una città che sta facendo un cammino di liberazione grazie a quell'impegno del presidente, dell'associazione antiracket, dei cittadini, degli imprenditori, delle forze dell'ordine, della magistratura. E gli dicevo, quindi a Barcellona Pozzo di Gotto, quando siete in crisi, quando vi prende la sfiducia, io lo dicevo a quel signore, quando ti piglia la pancia il magone, perché succede questo, quando guardi i tuoi figli e ti viene la tremarella, quando arrivi a casa e tua moglie ti rimprovera perché ha denunciato, succede anche questo, il marito rimprovera la moglie, che e viceversa. Allora andate a Gela, state qualche giorno lì, incontrate gli imprenditori di Gela, andate a parlare lì con chi ha fatto questo cammino. E lo dicevo anche agli investigatori: quando vedete qualche caso intrigato, parlate con i vostri colleghi, hanno esperienza, vi possono dare una mano. Questa è la Gela da cui è partito il grande cambiamento. Ecco perché venire a Gela a insultare il presidente è una cosa scorretta, non l'ho digerito, non mi piace, lo sopporto, considero sbagliato, come avete visto, sul piano etico, del cammino fatto. Vi ho spiegato anche sul piano politico elettorale. Sul piano politico elettorale una risorsa come il presidente va potenziata, non va svilita, no? Andrebbe potenziata, andrebbero raccontate le riforme, andrebbe facilitato il cammino, andrebbe raccontato quello che si è fatto nei beni culturali, andrebbe raccontato. Ricordate quando il presidente bloccò quella società, la Nuova Muse, per quanto riguarda i biglietti, no? Che si fregavano decine e decine di milioni, più di 40 milioni fu la denuncia, no? Allora anche lì spallucce, sorrisi, ma che vuole fare lo sceriffo sbirro qua, di là, ma no, che si governa un presidente che si occupa di queste cose, lasciamolo fare, no, a quello, a quell'altro. I fatti ci hanno dato ragione, i fatti hanno dato ragione, sono stati 41 milioni quelli che sono stati chiesti alla Corte dei Conti, alla Nuova Muse, di ritornare nelle casse della regione, e non so quanti milioni si sono recuperati quest'anno facendo i biglietti veramente. Mi diceva il presidente, anche qui più di 20 milioni di euro quest'anno recuperati come nuove entrate della regione, perché finalmente, no, chi era corrotto, malfattore, non ha potuto dominare il semplice stacco dei biglietti quando si vanno a visitare i nostri musei e i nostri beni archeologici. Capite la portata del cambiamento? Altro che questo tema velenoso. Attenzione, ve lo voglio raccontare perché qui con voi abbiamo fatto un cammino e capirete facilmente. Sapete qual è l'obiezione?
L'obiezione è questa: di fronte a questo apparato politico mafioso, burocratico e clientelare, sapete cosa si dice? Oh, è bravo il Presidente, però, attenzione a questo però, ma, attenzione a questo ma, non basta la lotta agli sprechi, non basta la lotta alla mafia, non basta la legalità per fare del bene alla Sicilia. Argomento vecchio, perché dietro quel ma, quel però, dietro quel sottile distinguo ci sta il veleno. Quello è un distinguo velenoso, perché cosa presuppone? Che lo sviluppo è diviso, scisso dalla legalità. Presuppone che ci sia un tempo per fare una cosa e un altro tempo per farne un'altra. Insomma, è un ritorno al vecchio sistema, perché nel vecchio sistema tutti ragionavano in questo modo. Non ti dicevano no alla legalità, non ti dicevano no alla lotta agli sprechi, non ti dicevano no alla lotta alla mafia, ma ti dicevano non è il tempo, abbiamo altre priorità, ci sono altre emergenze. Come se nella sanità, no, la lotta alla famosa gara dei pannoloni, la famosa gara sulle assicurazioni non dovessi farsi perché c'era un'altra priorità. Invece, grazie al fatto che si è fatta quella lotta, si sono liberate le risorse per fare degli investimenti all'ospedale di Gela, per fare degli investimenti nei servizi della sanità siciliana. Quindi, tenendo insieme legalità e sviluppo, la Sicilia decolla, separandoli la Sicilia muore. E chi parla di separazione è un responsabile, perché caccia la Sicilia indietro e non merita di guidare un partito come quello democratico. Questa è la realtà, questa è la realtà dei fatti, questo distinguo velenoso, insinuante, che tenta di solleticare, no, la parte peggiore del cammino che si è fatto in Sicilia, ma non attecchisce, perché noi il coraggio di andare nelle piazze l'abbiamo, perché noi sulle riforme non ci fermiamo, e vi assicuro che c'è tanto male, tanta difficoltà, ma i cittadini capiscono. Avete visto? No, si è detto al Presidente, sai, non è opportuno Renzi presente a Palermo che sale sul palco, no? È stata fatta una scelta che adesso voi capirete, perché plasticamente spiega quello che fino adesso ho provato a dire qui. Sapete cosa? Si è fatto il palco e poi un recinto accanto l'hanno chiuso, addirittura per entrare bisognava avere il pass, dove si è messo tutto il ceto politico, tutto l'opposto del renzismo, no? Plasticamente. Quindi c'era il palco, lì sotto, naturalmente arriva il Presidente Crocetta. Dove sta il Presidente Crocetta? Dentro il recinto, manco per idea, sta tra i cittadini, e i cittadini lì nella piazza, tutti a fermarsi, a fare le foto, no? Tutto lì a stare con lui. E vi dico una cosa molto onesta, perché l'ho visto con i miei occhi, l'ho visto più volte, perché gli dico spesso a Rosario, andiamo in mezzo alla gente, usciamo quando siamo chiusi, che discutiamo, ma così all'improvviso, tipo adesso, che come se fossimo qui uscendo fuori da questa sala, e lo fermano quelli che incontriamo, e lo fermano i precari, lo fermano quelli della formazione professionale, lo fermano i professionisti, i disoccupati, lo fermano imprenditori. E vi posso assicurare una cosa, ma ve lo assicuro, che tutte queste persone che lo fermano, l'ho toccato con mano come San Tommaso decine e decine di volte, gli dicono: vai avanti Presidente, non ti fermare, perché chi sta vivendo realmente le pene dell'inferno di questa drammatica crisi capisce che il Presidente fa bene a fare le riforme. Quindi chi conta, chi presuppone che si può bloccare le riforme facendo appello alla crisi, sollecitando la rivolta tra i cittadini che vivono una difficoltà drammatica nella crisi, ha sbagliato, perché quell'appello fino adesso l'hanno fatto decine di volte e non è stato mai raccolto. Sino adesso è diventato un boomerang contro quelli che l'hanno voluto utilizzare contro il Presidente. Questa è la realtà dei fatti.
la Gela, il territorio, la provincia di Caltanissetta, chi viene dalla provincia di Agrigento, chi viene da altre zone, voi che state qui, sapete che questo è un cammino che non fermeranno facilmente. Michela è qui, appena arriverà il Presidente la sentirete dalla sua voce, la conoscete molti di voi, però adesso nei prossimi giorni la posta in gioco sapete come la si vince? Col coraggio, col cuore. Il coraggio e il cuore che abbiamo tirato fuori altre volte. Vedete, io in questa campagna elettorale sono stramotivato. Molti pensavano che dopo l'annuncio del fatto della mia non candidatura, come fa di solito un politico, no? Va a leccarsi la sua amarezza, ma non capiscono, stupidi, che non c'era nessuna candidatura di tipo personale. Noi giochiamo con una squadra, noi siamo con il noi, e il noi ha tante leadership, e quando si pensa di bloccare una leadership ne arriva un'altra, e quando si pensa, come si è fatta anche con Nelli, di bloccare quella leadership ne arriva un'altra ancora, perché questo progetto si è scommesso con il noi, e le leadership che abbiamo sono leadership straordinarie. Ecco perché Michela è un'ottima leadership, è la più preparata leadership e può diventare parlamentare europea. Andiamogli a cercare voti e facciamo in modo che sia votata da tutti. Grazie.